mio canale. E che ne pensate? Nuovo setup, ancora da sistemare, perché ovviamente come sentite l'eco non va bene, però questo sarà il colore dello sfondo dei prossimi video e non solo. Sarà solo da decidere cosa aggiungere nello sfondo. Magari fatemi sapere secondo voi cosa si potrebbe aggiungere nello sfondo per renderlo più carino. Oggi siamo qui per parlare di una cosa a cui sto lavorando da un po' di tempo. È un canale Telegram che ho cominciato a fare a inizio di questo mese ed è una specie di database di tutte le tracce GPX di tutti i cammini d'Italia in sostanza, e ve lo faccio anche vedere. Allora, per chi non conoscesse Telegram, è un'applicazione che è simile a WhatsApp però con molte più funzionalità. Il motivo per cui sto facendo e sto arricchendo, diciamo, questo database su questo canale è perché io stessa voglio trovare su un unico posto tutto quello di cui ho bisogno. Per esempio, facciamo un esempio rapido. Andiamo su cerca. Se io sto facendo la via Francigena e sono a San Gimignano e non so la tappa dopo praticamente dove arriva, scrivo San Gimignano, cerco, mi trova la tappa sia in bici sia a piedi, perché ho aggiornato il database sia con le tappe della via Francigena in bici sia con le tappe della via Francigena a piedi. Quindi se voi state facendo la via Francigena a piedi, andate dove c'è scritto tappa 32, dove non c'è il simbolo della bicicletta. Vedete che qui c'è il simbolo della bicicletta, quindi sapete che quella tappa lì è per chi è in bicicletta. Se voi siete a San Gimignano e dovete partire da San Gimignano, sapete che dovete arrivare a Monteriggioni. La tappa è lunga 31 km ed è una tappa impegnativa, e qui avete il file della traccia GPS che potete aprire con GPX Viewer oppure con Relive GPX. Io uso GPX Viewer. Facciamo un esempio. Eccola qui. Questa non è una cosa specifica nel dettaglio, diciamo che è un profilo altimetrico generale, perché ci sono moltissimi altri siti, moltissimi altri canali che hanno e anche applicazioni che hanno questi dettagli qui spiegati perfettamente. Lo scopo appunto di questa applicazione non è quello di andare nel dettaglio, ma è di aiutare chi si trova in cammino o chi vuole un'informazione al volo, avere al volo appunto le informazioni generali. Io stessa quando ero in viaggio avevo preparato il viaggio prima, avevo tutto un libretto scritto, perché quando sei in viaggio hai mille cose a cui pensare, quindi è anche difficile ricordarsi dove bisogna andare ogni giorno, quindi di conseguenza avendo questo libretto mi faceva da guida turistica, diciamo. Io bastava che seguissi queste informazioni e sapevo dove dovevo andare. In questo modo qui voi avete subito la possibilità, scrivete dove siete, vi cerca in automatico la tappa e niente, questo è come funziona il canale. Facciamo un altro esempio. Domani decidete che volete partire per la via Postumia, scrivete via Postumia e vi trova le tappe della via Postumia sia in bicicletta di nuovo sia a piedi. Qui avete uno di 27, quindi avete tutti i profili altimetrici sempre con le descrizioni di qualsiasi tappa, quindi basta che sfogliate appunto nel database e trovate tutto quello di cui avete bisogno. Altro esempio, il Cammino Celeste. Cammino Celeste. Eccolo qua, ho anche aggiunto, oltre alle tracce GPX, altre informazioni della quale potete aver bisogno subito. Vi ho dato un esempio anche di segnaletica, la segnaletica che viene usata durante il cammino, che magari vi aiuta a trovare la giusta direzione, vi aiuta a trovare la giusta segnaletica mentre siete in viaggio, che non è così scontato, perché io quando stavo facendo la Via degli Dei, essendo il mio primo cammino, essendo proprio principiante al massimo, non mi ero informata perché non lo sapevo, pensavo che la traccia GPX risolvesse tutti i miei problemi, però in realtà quando il GPS non va hai bisogno di una guida che sia fisica nel territorio, e io non sapevo che segnaletica la Via degli Dei avesse, e quindi sono dovuta andare su internet, ho cercato e ho visto che la Via degli Dei aveva questa segnaletica qui. In questo canale qui ho messo queste informazioni, quindi se avete bisogno sapete che c'è anche questo. Un'altra cosa che sto inserendo nel canale sono le offerte del giorno che compaiono su Amazon e relativi appunto ad articoli sportivi, articoli di trekking, quindi tutto ciò che riguarda scarponi, giubbotti, sacchi a pelo, tutte le cose che potrebbero servirvi durante un viaggio di trekking di questo tipo, le sto inserendo nel canale e ho
3 esempi di articoli che potrebbero aiutarvi a farvi capire il lavoro che c'è dietro, insomma, cosa sto facendo. Allora, se noi scriviamo offerta del giorno, ci trova l'offerta del giorno, ovvero il link che io ho messo. Per esempio, offerta del giorno di questo giubbotto qui, andiamo a vedere. Su Amazon ho trovato che questo giubbotto qui, questa taglia qui, questo colore qui costa meno rispetto agli altri colori, alle altre taglie. Questo setup, diciamo, è quello che costa meno, viene 54,32 rispetto per esempio ai 78,66 del nero, e quindi andate a spendere meno per lo stesso prodotto. Un altro esempio che vi voglio portare è quello delle offerte del giorno di prodotti che hanno un prezzo basso, che però questo prezzo può variare se una persona per esempio prende quell'articolo, quindi bisogna fare attenzione, diciamo che non appena il link è su questo canale magari dateci un'occhiata, perché se solo una persona compra quel link lì è possibile che l'articolo salga di prezzo e quindi l'offerta del giorno non è più valida, tra virgolette. Come nel caso di questo articolo qui, avevo messo di nuovo un giubbotto che costava 44,92, specifico taglia S, colore Arctic Navy. Andiamo a vedere. Siccome l'offerta era di 2 giorni fa, qualcuno l'ha comprato, oppure il prezzo è salito perché i prezzi di Amazon variano. Ora la taglia S colore Arctic Navy non è più 42 euro ma è 124,99, quindi lo scopo anche di queste offerte del giorno è quello di farvi trovare gli articoli migliori, perché alla fine questo giubbotto qua, se è venduto a 124 euro vuol dire che è un qualcosa di buono, non è il giubbotto da 10 euro della Decathlon, per farvi capire. Però fino a 2 giorni fa era venduto a 40 euro, quindi è una bella differenza di prezzo e un risparmio che potete appunto fare. Un altro esempio che vi voglio portare è quello di tutta la questione degli usati di Amazon, perché io mi sto trovando molto bene a comprare cose su Amazon in questo modo qui, perché la maggior parte delle volte le cose che sono usate come nuove, oppure in buone condizioni, oppure in condizioni accettabili, sono sì usate, quindi non sono vendute come nuove, quindi col prezzo pieno di Amazon. Però la maggior parte delle volte questi usati non sono veramente mal ridotti come si può pensare che siano. Per esempio, questi bastoncini da trekking qui ho specificato prezzo Amazon Warehouse 45,62 euro. Il prezzo normale del nuovo dei bastoncini è di 81,33 euro. Cosa vuol dire? Che se io clicco sul link, questi bastoncini sono venduti normalmente a 81,33 euro, però se io scorro giù negli usati c'è ancora l'usato in condizioni accettabili. La maggior parte degli usati comunque che io guardo sono gli usati come nuovo, perché molto banalmente una persona che prende un paio di scarpe, non gli va bene il numero, non gli va bene il colore, la rimanda indietro, però Amazon non la può più vendere come un nuovo, perché la scatola è stata aperta, le scarpe sono state provate, quindi non è più nuovo. Però già per quello, essendo usato, il prezzo si abbassa, di conseguenza trovate delle offerte veramente ottime dal punto di vista del prezzo in questo ambito qui. Bene ragazzi, detto questo, spero che questo progetto che sto facendo vi piaccia, vi possa essere utile. Io comunque vi lascio il link sotto in descrizione, se volete iscrivervi al canale potete anche lasciarlo andare in background, tanto è ancora in corso di aggiornamento, perché per esempio la prossima cosa che metterò dentro saranno le tracce GPX del Cammino dei Briganti, quindi vi troverete una caterva di messaggi di tracce GPX sia per il percorso a piedi sia per il percorso in bici. Spero che tutte queste piccole cose che sto facendo vi possano aiutare, soprattutto quando siete in viaggio, siete in difficoltà, siete da soli e avete bisogno di un riferimento subito e immediato. Sapete che questo è un database che sto facendo principalmente per me, perché io stessa volevo avere un unico posto, un unico luogo dove andare a reperire tutte queste informazioni, ma anche per voi, perché so che magari queste cose qui, come serve a me, può servire ad altri di voi, senza andare a cercare nei siti ufficiali. Magari non sapete se il sito ufficiale ha le tracce, non sapete dove andare a vedere. Ecco, io sto facendo questo lavoro, diciamo, per semplificarvi la vita. Per ora è tutto e vi aspetto nel prossimo video. Ciao ragazzi!